A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di sabato 6 marzo, prima corsa riservata a puledri di 3 anni. Sono 5 al via dopo il ritiro di Carson di Poggio. Corsaro Nero Font, Cleopatra Caf, Cocobella, Cresmeile e Clarissa, al via lo scatto veloce di Cleopatra Caf che cerca di avvantaggiarsi nei confronti di Corsaro Nero Font e riesce a sopravanzarlo all'attacco della piegata. Ora però non è stabile di andatura ancora Cleopatra Caf. Enrico Bellei ha i suoi problemi per tenerla di trotto, ma riesce ad imboccare bene la dritta delle scuderie. Ora al suo esterno c'è Cresmeile che va subito all'attacco, si è invece ritratta Clarissa che è la netta favorita, 1,19 in chiusura la quota. 400 iniziali in 31 con Cleopatra Caf e Cresmeile alle prese. Lungo la corda Corsaro Nero Font, poi Clarissa e in coda, in terza posizione virtualmente lungo la corda, Cocobella. 600 che se ne vanno nell'ordine del 45,8, 15,7 di frazione in curva. Continua a comandare la gara Cleopatra Caf, Cresmeile all'esterno, lungo la corda Corsaro Nero, poi all'esterno Clarissa, ancora Cocobella che chiude il piccolo gruppetto che completa gli 800 in 1,1 netto. 15,2 ancora davanti alle tribune, Cresmeile sempre proteso all'esterno di Cleopatra Caf, all'esterno anche Clarissa che per un attimo accenna alla terza ruota, aspetta poi ancora il termine della piegata per venire via con maggior decisione. Maurizio Cheli lancia Clarissa in terza ruota a 500 dall'arrivo, l'errore di Cleopatra Caf e Clarissa Numero passa 2, veramente facile. Cresmeile ora in po' in difficoltà all'esterno, c'è Corsaro Nero Font al suo interno, si toglie di mezzo Cleopatra Caf e così intanto ha preso margine di vantaggio notevole Clarissa, 3 lunghezze di vantaggio su Corsaro Nero Font che segue in seconda posizione, poi Cocobella. Siamo in retta d'arrivo con Clarissa che si mantiene netta in vantaggio e nel finale viene a concludere nettissima vincitrice. Il ritorno al successo per Clarissa, secondo posto per Corsaro Nero Font, al terzo chiude Cocobella, 1,15,2, 29,8 a chiudere. Maurizio Cheli a segno con questa allieva di Walter Zanetti che ritrova così la vittoria dopo la sfortunata parentesi dell'ultima uscita in cui ha interrotto una serie di 4 vittorie consecutive. Oggi Clarissa vince davvero nel più facile dei modi. Categoria sicuramente alla portata, ma cavalla importante. Clarissa e Maurizio Cheli per conto di Walter Zanetti a segno, secondo posto per Corsaro Nero Font, al terzo Cocobella, 5, 1, 3, l'ordine d'arrivo della prima Arcoveggio.